Finalmente è stata messa la parola fine ad una lunga battaglia combattuta da Mariamico contro le esercitazioni militari al poligono di Tiro Drasi, area confinante con Punta Bianca, dichiarata riserva naturale lo scorso giugno dall'allora presidente della regione siciliana Nello Musumeci. L'esercito lascia il nostro territorio, la provincia di Agrigento, e si trasferisce in un luogo decisamente più adeguato al suo addestramento. Lo comunica in una nota stampa l'associazione ambientalista Mariamico di Agrigento con in testa Claudio Lombardo. Ieri è stato siglato un accordo tra l'esercito italiano e i comuni di Gangi, Nicosia e Sperlinga, in provincia di Enna. Questa saggia soluzione ha trovato l'apprezzamento da parte dei 3 comuni interessati, da parte dell'esercito italiano, da parte degli agrigentini e di Mariamico. Per anni Mariamico si è battuta per la valorizzazione e la tutela di Punta Bianca. 64 anni dispari hanno alterato quest'area naturalistica unica nel suo genere. In un momento storico in cui la città di Agrigento si appresta a diventare capitale della cultura nel 2025 non poteva esserci epilogo migliore. Oggi possiamo dire che ha vinto la ragionevolezza, forse anche grazie a quella che possiamo definire la madrina di Punta Bianca, Belén Rodríguez. Era stata l'apprezzata showgirl a scegliere la nostra Marna Bianca come luogo iconico per presentare il suo brand di moda e questo ha acceso i riflettori sulla nostra richiesta, dice Mariamico, di istituzione della riserva. Belén ha conquistato i cuori e acceso i motori della politica che aveva accantonato il nostro fascicolo in un cassetto per ben 26 anni. Considerato il riverbero mediatico che riceverà la riserva naturale, ci auguriamo che Agrigento e Palma di Montechiaro, comuni in cui ricade, si facciano trovare pronti. Occorre, scrive Mariamico, lavorare insieme ad esempio per la manutenzione e la rigenerazione dell'ex caserma della Guardia di Finanza. Ci auguriamo che questa struttura possa diventare fiore all'occhiello della riserva, museo del mare, punto di incontro e di formazione ambientale per i giovani. Vanno implementati e organizzati dei percorsi di trekking, attività sportive a cavallo e in SUP. Vanno sistemate le vie d'accesso, la segnaletica e va approvato immediatamente il piano di gestione ed utilizzazione del sito, conclude Mariamico.